Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Nuovo smottamento dopo frana a Niscemi, evacuate 1000 persone, trasferite al sicuro in palestra, scuole chiuse. Operazione Game Over, blitz antidroga a Randazzo nel Catanese, 14 le ordinanze di custodia cautelare. A San Giovanni Galermo, quartiere di Catania, trovati cocaina, marijuana, armi e munizioni. Il Presidente del Senato Ignazio La Russa in visita nei luoghi devastati dal ciclone. Non si facciano figli e figliastri. Fra pochi giorni sarà riaperto il lungomare di Catania. Stagione estiva a rischio, i titolari degli stabilimenti balneari chiedono sostegni economici e meno burocrazia. Assegnato il premio Sant'Agata agli eroi dei nostri giorni, testimoni di fede, carità e speranza. Calcio, il Catania stende il Cosenza con una rete per tempo e riaggancia il Benevento in testa alla classifica. La vittoria è firmata da Jimenez e Lunetta. Toscano dice partita perfetta, impresa del Trapani che vince sul campo della Casertana. Ancora calcio, solo uno 0-0 per il Palermo, al Bragliati Modena e Rosanero si allontanano dalla zona promozione diretta. Dopo i danni provocati dal ciclone Harry che ha devastato la costa ionica, l'allarme arriva dall'entroterra, un'area di Niscemi, una cittadina provincia di Caltanissetta, interessata da una nuova frana cominciata ieri intorno alle 13 con lesioni aperte sull'asfalto che hanno addirittura messo in fuga gli abitanti. Lo smottamento del terreno sarebbe stato accentuato dalla pioggia copiosa che si è abbattuta su quest'area della Sicilia. A scopo precauzionale le autorità di protezione civile hanno disposto l'evacuazione di circa 1000 persone residenti nelle aree a rischio che sono state trasferite al sicuro in palestra. Il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti ha disposto la chiusura delle scuole per domani e attivato il centro operativo comunale e parla di evento franoso drammatico. Siamo alla cronaca, sgominato un'organizzazione impegnata nello spaccio di droga a Randazzo e zone limitrofe, eseguite 14 ordinanze di custodia cautelare. Nel blitz denominato Game Over sono stati impiegati circa un centinaio di carabinieri del comando di Catania, altri dettagli nei servizi in onda alle 14. E c'è stata un'altra operazione anticrimine della polizia a San Giovanni Galermo, trovati droga, armi e munizioni. Sentiamo Tonino De Mana. Oltre 2,5 kg di droga tra cocaina, hashish e marijuana sono stati sequestrati dalla polizia in via Capopassero a San Giovanni Galermo. La droga, nascosta in spazi condominiali, buche delle lettere e intercapedini, è stata scoperta grazie ai cani antidroga entrati in azione dopo un varco aperto dai vigili del fuoco. I cani antiesplosivo Ugo, Maglia e Orso hanno invece scovato 2 caricatori e 44 cartucce calibro 7,65. Fermato un 62enne trovato in possesso di 20 grammi di cocaina. Denunciato un uomo per maltrattamento di animali. Accertati 25 allacci abusivi alla rete idrica e 15 alla rete elettrica, tutti a carico di soggetti da identificare. Nel corso dell'operazione sono state rilevate numerose infrazioni al codice della strada ed elevate sanzioni per un importo di 22.000 euro. Sempre a Catania, 2 minorenni sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari dell'arma li hanno bloccati nei pressi di via Plebiscito, sequestrati 17 grammi di marijuana e droga del tipo Lemon. Rapinatori ancora in azione nel Siracusano, questa volta ad essere stato preso di mira è un bancomat di Sortino, ma la banca è stata messa in fuga dai clienti di un pub vicino. Francesco Aloi. Stamattina mi sono svegliato e alle 3 hanno messo lì una bomba nel bancomat. L'allarme sicurezza nel Siracusano non si ferma. Dopo Palazzolo Acreide e Buccheri è stato preso di mira questo bancomat a Sortino, ma i soldi sono rimasti qui. La deflagrazione è poco dopo le 3. Siamo in piazza Quattro Canti, la parte centrale di Sortino. I malviventi sarebbero arrivati qui con un SUV scuro. Ad un certo punto, dopo il boato, sono uscite alcune persone da un locale e loro sono fuggiti. Ma quella telecamera lì in fondo potrebbe aver ripreso la scena, adesso al vaglio dei carabinieri. C'erano persone comunque sedute ai tavoli che si sono spaventati perché si sono sentite proprio le sedie che si sono qua, i bicchieri, comunque insomma noi pensavamo fosse una macchina, comunque
tutto tranne questo. La banda quindi non aveva fatto i conti con la movida del sabato sera, che qui, anche se il comune è piccolo, c'è. Così sono fuggiti via in controsenso su questa strada. Se queste cose capitano anche al centro storico diventa un problema, vuol dire che c'è delinquenza. Se avvengono queste cose è meglio più controlli. Nelle ultime settimane diversi tavoli in prefettura, intensificati anche i controlli nella zona montana, ma a quanto pare questo non spaventa i malviventi. Recentemente abbiamo avuto aggiudicato un bando per la videosorveglianza per l'intensificazione, ma sicuramente la presenza delle forze dell'ordine è un ottimo deterrente. Non aveva fatto i conti con la prontezza della vittima, il 23enne palermitano arrestato dai carabinieri di Palermo. Il giovane è accusato di una tentata estorsione con il classico metodo del cavallo di ritorno, questa volta però innescato da un annuncio sul web pubblicato dalla vittima nel tentativo di ritrovare il proprio motociclo. Il servizio di recupero però ha un prezzo, 2.000 euro in contanti per chiudere la pratica, questo chiedeva appunto il ladro. La vittima ha contattato immediatamente i carabinieri che hanno arrestato l'uomo. E veniamo adesso ai danni provocati dal ciclone Harry. Ieri la visita del Presidente del Senato, La Russa al lungomare di Catania, il suo appello: non si facciano figli e figliastri. L'attesa è per il Consiglio dei Ministri straordinario previsto per le prossime ore a Roma, con all'ordine del giorno lo stato delle calamità, ma il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, giunto in Sicilia per un sopralluogo nelle zone colpite dal ciclone Harry, accompagnato dal Presidente Lars Galvagno, non nasconde le difficoltà. Il fronte territoriale è molto ampio, spiega durante la tappa da Citrezza. Il problema non sarà di facile soluzione, proprio per questo ci vuole prontezza, risorse e collaborazione soprattutto da parte di tutti i sindaci, in modo che non ci siano né figli né figliastri. E poi abbiamo degli esempi, anche se su territori e su infrastrutture più limitate, il ponte di Genova, di prontezza nella ricostruzione. E lancia una proposta. Forse ci sarebbe bisogno che i media televisivi e cartacei e online si occupassero con maggiore intensità di quello che sta avvenendo, perché in altri casi è stato fatto una grande raccolta di solidarietà, anche di risorse, con l'aiuto delle televisioni, con l'aiuto dei giornali. Non è ancora partita, spero che questo mio appello, se no la facciamo partire come forze politiche tutte, maggioranza e opposizione, ne sono sicuro che sarebbero d'accordo, del Senato. Dopo essersi recato nel Messinese, a Santa Teresa di Riva, a Taormina e Letojanni, La Russa ha anche visitato il lungomare di Catania. Il sindaco trantino ha annunciato che fra martedì e mercoledì le arterie stradali verranno riaperte, seppur a doppio senso di circolazione. Stiamo cominciando i lavori del nuovo lungomare, ha aggiunto il primo cittadino, e quello che è successo ci dà anche l'occasione per eventualmente rivalutare l'intervento da compiere. E il maltempo ha devastato spiagge, spazzato via interi stabilimenti. Gli imprenditori balneari chiedono sostegni economici e meno burocrazia. Emanuela Corsi. La devastante mareggiata che ha colpito la Sicilia ha distrutto centinaia di chilometri di litorale, con gravi danni alle strutture balneari della costa orientale. Dal Messinese al Siracusano diversi lidi sono stati spazzati via dalla furia del mare. Gli imprenditori del settore, in ginocchio, oggi esprimono tutta la loro preoccupazione per le attività in vista della prossima stagione. I balneari si rivolgono al governo chiedendo aiuti veloci e concreti. Quello che noi chiediamo è una sburocratizzazione che ci consenta di mettere subito mani ai lavori per poter arrivare alla stagione balneare. Ci si arriverà, ma dipende proprio da quanto si sburocratizzerà, e quello che gioverebbe è anche un sostegno economico, uno start, perché non si tratta di lavori ordinari, ma di lavori che sono decisamente impegnativi. La questione dei balneari si inserisce in un quadro già complesso e incerto, legato all'assegnazione delle concessioni tramite gare pubbliche, come impone la direttiva Bolkestein della Commissione europea. Il nostro Paese, dopo anni di proroghe, avvierà le gare entro giugno 2027. Gli attuali concessionari, pesantemente danneggiati dal maltempo, come potranno sostenere le spese della ricostruzione alla luce di questa incertezza sul loro futuro? Al netto dei soldi che può dare il governo nazionale o il governo regionale, questi signori
Cosa faranno? Investiranno ancora sapendo che domani mattina probabilmente, vista e considerata la Bolkestein, possibilmente dovranno ritornare le chiavi o non lo dovranno fare? Su una cosa sono tutti d'accordo, bisogna fare in fretta per potersi rialzare il prima possibile. Ha resistito al mare in tempeste e al vento. Vi raccontiamo la storia della Nike. L'opera realizzata dallo scultore catanese Carmelo Mendola è diventata simbolo di rinascita. Tonino De Mano. Ha resistito alla furia del mare in tempeste e del vento, è rimasta in piedi tra le onde che divoravano il litorale. Foto, video e post hanno fatto il giro del mondo e la Nike è diventata il simbolo di speranza e resilienza. Si erge spavalda su quel che resta del lungomare di Giardini. Sì, proprio quello spazzato dal ciclone Harry. La furia del vento l'ha trapassata ma non distrutta, forse per la mirabile trama in metallo. Quello che vedete è il bozzetto originale che si trova nella Galleria Mendola a Catania. È fiera ed emozionata Renata Zappalà, nipote di Carmelo Mendola, lo scultore catanese morto nel 1976 ed autore della Nike, posata ed inaugurata alla fine degli anni 60 nella baia di Naxos. L'importanza di un'opera pubblica è proprio quella di poter trasmettere dei valori, delle suggestioni. A giudicare dalle immagini che abbiamo visto, suo nonno Carmelo Mendola cosa penserà? Sarà stato orgoglioso di poter aver dato a quest'opera un'anima. Il prossimo 5 febbraio, giorno di Sant'Agata, ricorre il 50° anniversario della morte di suo nonno. Forse questo è stato il regalo più bello. Per noi parenti, per noi famiglia, ci restituisce la conferma che lui ha lasciato veramente un'impronta importante per il territorio siciliano. Ha programmato una passeggiatina a Giardini per vedere la Nike intatta adesso? Già fatto, già sono stata, è stato il primo pensiero dopo il disastro. Adesso bisognerà tutelare l'opera che, suo malgrado, è diventata il simbolo di tutti, non solo di Giardini Naxos. È una sorta di brand involontario, nato da una situazione catastrofica, ma come sempre i siciliani fanno, dobbiamo cercare di recuperare dalla dimensione negativa una proiezione positiva. La Lata Dea ha vinto ancora. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco per parlare del premio Sant'Agata. Assegnato il premio Sant'Agata ad alcuni eroi dei nostri giorni, testimoni di fede, carità e speranza. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Tre storie che incarnano i valori cristiani di fede, carità e speranza. Il premio Sant'Agata, istituito dalla diocesi di Catania per valorizzare esempi significativi di testimonianza cristiana ispirati alla vita e al martirio della santa patrona, quest'anno va ai genitori di Gioele, un giovane che con fede incrollabile ha vissuto il tumore che lo ha portato alla morte. Gioele aveva un cuore di letizia nonostante il quinziano di turno, che per lui è stato un tumore devastante alle ossa, bruciava come carbone e denti di Agata, e lui ha testimoniato: il mio spirito è felicissimo perché cerco il Signore. Gioele se n'è andato cantando l'Alleluia. Premiata anche Marica Zizzo, sopravvissuta all'aggressione del padre che per vendetta contro la moglie accoltellò i figli, riuscendo ad uccidere la piccola Laura. La speranza in questo caso per me, dopo tanti anni di dolore, di sofferenza, rappresenta una rinascita. Per la carità il premio va a Susanna Pennisi, volontaria Caritas. Dare un conforto, oltre al pasto si dà un sorriso, si dà un conforto e si dà famiglia. Presidente del comitato premio Sant'Agata, Fede, Carità e Speranza, Carmela Librizzi, già prefetto di Catania. Vogliamo creare un'onda lunga del bene, far sì che le componenti della nostra comunità facciano emergere quelle storie nascoste in cui i fatti parlano prima delle parole. La cerimonia rappresenta un momento di alto valore pastorale, afferma l'arcivescovo di Catania. A Catania festa al MAS per la Candelora dei Pescivendoli, caratterizzata dai caratteristici colori rosso, blu e bianco, poi l'accompagnamento della banda, il lancio di caramelle. È una candelora di fattura ottocentesca che viene definita la bersagliera per il suo portamento e con la classica annacato. Operatori del settore e intere famiglie si sono riunite come da tradizione per questo momento gioioso. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità. Andiamo tra poco con lo sport e con il Catania che ha vinto 2-0 a Cosenza.
Passiamo al calcio con il Catania che ha vinto 2-0 con il Cosenza, agganciando nuovamente il Benevento in testa. Ottima la prova della squadra di Toscano. Sentiamo Marco Carli. Un'altra vittoria, un altro clean sheet al Massimino, lo stadio dove gli avversari finora non hanno mai segnato. Il Catania batte il Cosenza e torna subito in testa col Benevento. Toscano deve rinunciare a Di Tacchio che si è fermato nella rifinitura per un colpo al costato e schiera Corbari dal primo. Misceli rileva Di Gennaro, in attacco Rolfini. Il Cosenza si difende a 5. I calabresi provano a controllare, gli etnei si affidano alle accelerazioni. Su una di queste, grande azione rossazzurra. Jimenez allarga bene su D'Ausilio che si accentra e serve Donnarumma. Il suo cross trova in mezzo all'area ancora Jimenez che mette in rete per l'1-0. In avvio di ripresa ancora un pallone per Jimenez, cross in mezzo per Rolfini, il tiro deviato finisce in angolo. Poche le emozioni fino a una punizione di Emausso che Dini respinge. È l'unica vera reazione del Cosenza che subisce le ripartenze del Catania. Casasola serve Lunetta, complice D'Ametto che non interviene. Il Jolly rossazzurro scaglia un gran tiro che va sotto la traversa. Non è ancora al meglio ma risolve lui, 2-0 e ottavo gol stagionale. Il Catania potrebbe triplicare, Jimenez passa a Casasola, l'esterno serve a Catunano una palla che chiede solo di essere spinta in rete. L'attaccante a pochi metri dalla porta manda però incredibilmente alto, ma la posizione di Casasola in caso di gol sarebbe stata da valutare. Finisce 2-0. I rossazzurri possono festeggiare ancora con il gran pubblico del Massimino. L'incasso sarà devoluto per la ricostruzione dopo il ciclone Henry. Adesso la prossima sfida a Potenza col Sorrento. La corsa continua e il Catania è sempre più convinto dei suoi mezzi. Partita perfetta, dice il tecnico toscano, ascoltiamolo. Ho visto oggi una crescita incredibile dei ragazzi, ha fatto una partita perfetta contro una squadra forte, l'ho detto in conferenza stampa ieri, si può discutere della profondità di rosa del Cosenza, ma negli 11 è una squadra di qualità, una squadra organizzata, una squadra che ha sempre messo in difficoltà le avversarie, anche le squadre più blasonate. Noi abbiamo fatto una partita perfetta. Sotto tutti i punti di vista, dell'intensità, della qualità, della gestione della partita, abbiamo concesso niente al Cosenza. Sono contento della crescita, soprattutto sotto l'aspetto del gioco, della tranquillità nel giocare la palla, nel divertirsi a volte. Peccato che magari avremmo meritato qualche gol in più, però io guardo la prestazione e sono contentissimo dei ragazzi perché oggi mi sono divertito. Adesso l'impresa del Trapani che ha vinto sul campo della Casertana. Sentiamo Franco Cammarasana. 3 vittorie nelle ultime 4 partite. Continua a vincere il Trapani, sebbene con un organico decimato dalle numerose partenze e con una situazione societaria di incertezza. Stavolta ad avere la peggio è stata la Casertana, che non perdeva in casa dal 30 ottobre e adesso lontana dalle posizioni di vertice. Salvatore Aronica, sempre più a corto di giocatori dopo le ultime partenze, deve fare di necessità virtù, rivoluziona ancora la formazione e getta nella mischia anche il terzino Cristian Nina, giunto a Trapani poche ore prima della partenza per Caserta. Ed è proprio quest'ultimo all'81esimo a decidere la partita. Punizione di Benedetti, testa di Perrello e sulla respinta di De Lucia Nina spinge la palla in rete. Vittoria meritata comunque quella del Trapani, che poteva passare in vantaggio già al 27esimo su un destro di Canotto che De Lucia ha alzato in angolo. Sul tiro dalla bandierina, altra prodezza del portiere su una conclusione di testa di Pirrello. Pericolosa la Casertana soltanto alla mezz'ora su un tiro di Proia deviato da Pirrello, mentre al 50esimo una conclusione di Pezzella termina alta. Al 64esimo clamorosa occasione sui piedi di Canotto, ma sulla linea di porta salva Contac. Al 72esimo la Casertana rimane in 10 per l'espulsione di Gasarotto, mentre all'81esimo il Trapani passa in vantaggio, gestendo poi con calma i minuti finali. Solo 1-0-0 per il Palermo al Braglia di Modena. A Rosanero viene annullato un gol di Palumbo. Adesso i siciliani si allontanano dalla zona della promozione diretta. Marco Gullà.
Il Palermo torna dal Braia di Modena con un solo punto in tasca. I rosanero pareggiano 0-0 al termine di una partita particolarmente equilibrata. I risultati delle altre però non aiutano la squadra di Inzaghi, che scivola così a 6 punti dal secondo posto occupato dal Venezia. Occorreva una vittoria alla formazione siciliana, il consueto esame di maturità che anche questa volta vede i rosa rimandati. E dire che il Palermo il gol vittoria lo aveva anche realizzato con Palumbo nella ripresa, annullato per fallo di Gyasi sul portiere Cicizola. Riavvolgiamo il nastro, Inzaghi avanza Segre con Palumbo e poi Ampalo, terminale offensivo. Al 14° Santoro sfiora un Eurogol, il siciliano calcia dalla distanza e trova la traversa. Nulla avrebbe potuto Joronen. 11 minuti dopo squillo rosanero con un bel mancino di Ranocchia, Cicizola in angolo con difficoltà. La ripresa inizia senza cambi per entrambi i tecnici, Inzaghi però sposta Gomez al posto di Segre. Al 52° buona chance per il Modena con Mendes, il portoghese si libera ma da buona posizione non calcia bene, disturbato anche da Pirozzi. Al 69° Palumbo sblocca il match con il classico gol dell'ex, il numero 5 si ritrova il pallone sul destro a 2 passi dalla porta dopo che Gyasi sradica la sfera dalle mani di Cicizola e serve il centrocampista. Il VAR richiama Dionisi che poi annulla. Inzaghi mette dentro anche Ledo Aron e Corona ma la partita non si sblocca, finisce 0-0, occasione sprecata per i rosanero che devono fare qualcosa in più per potersi giocare la promozione diretta. Secondo me abbiamo fatto una partita autorevole, molto autorevole su un campo complicato, un grande secondo tempo dove probabilmente dovevamo dare la stoccata giusta. Non ci siamo riusciti, però insomma venire a Modena, giocare così, soffrire quasi niente a parte un tiro di Gerli, penso sia una grande prestazione a livello difensivo, a livello di convinzione. Questa è la strada giusta. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso alla rassegna stampa, l'informazione torna come sempre alle 14.